Buongiorno a tutti, vediamo di capire l'idea per come risolvere le disequazioni secondo grado, perché forse avrete visto che ci sono tanti casi e allora può sembrare complicato, però adesso vediamo di capire l'idea essenziale. Allora, dobbiamo risolvere meno 4x al quadrato più 1 maggiore o uguale di 0. Per prima bisogna comunque risolvere l'equazione associata, meno 4x al quadrato più 1 è uguale a 0. Va bene, qua si potrebbe usare la formula per equazioni di secondo grado, però in questo caso si può fare più brevemente. Porto 1 dall'altra parte, meno 4x al quadrato è uguale a meno 1, divido con meno 4, x al quadrato è uguale, qui abbiamo meno 1 diviso meno 4, meno diviso meno fa più, un quarto. Se x al quadrato è 4, x vale più o meno un mezzo, perché più o meno un mezzo al quadrato mi dà un quarto. Abbiamo trovato questi due valori. Va bene, mettiamo questi due valori su un asse x, meno un mezzo, e sapete che il polinomio di secondo grado rappresenta una parabola. Se scriviamo y uguale meno 4x al quadrato più 1, quella è una parabola. È rivolta verso l'alto se il coefficiente x al quadrato è positivo, ma se come in questo caso è negativo, il coefficiente x al quadrato, la parabola è rivolta verso il basso. Va bene, allora, perché cosa c'entra la parabola col polinomio di secondo grado? Il punto è questo: ogni punto sulla parabola ha due coordinate, x e y. E allora il punto è questo: noi ci chiediamo quando il polinomio di secondo grado è maggiore o uguale di 0, ma y era il polinomio di secondo grado, y è meno 4x al quadrato più 1. In pratica noi ci chiediamo quando y è maggiore o uguale di 0, ovvero ci chiediamo per quali x y è maggiore o uguale di 0. Allora adesso vediamo che questi punti sulla parabola hanno y che è maggiore o uguale di 0. E allora ci chiediamo per quali x abbiamo questi y? Beh, per questi x che stanno qui in mezzo, tra meno un mezzo e un mezzo. E gli estremi sono compresi perché ci va bene anche l'uguale, maggiore o uguale di 0, qui vale esattamente 0. Quindi la soluzione di questa disequazione è l'intervallo tra meno un mezzo e un mezzo con gli estremi compresi. Allora si mette la parentesi quadra. Per questi valori di x i corrispondenti valori y sono positivi. Invece qui su questo ramo e su questo ramo i punti hanno una coordinata y negativa. Ok? Questo è il caso del discriminante positivo. Se avessimo usato la formula, il discriminante è l'espressione sotto la radice, b al quadrato meno 4ac. Quando è positivo abbiamo due soluzioni distinte, come in questo caso. Allora, se qui invece di maggiore o uguale di 0 avremmo richiesto è maggiore di 0, allora gli estremi non sarebbero stati compresi e avremmo avuto con gli estremi esclusi. Se invece avessimo chiesto minore di 0, cosa avremmo avuto come soluzione? Se minore di 0, come ho detto prima, y è minore di 0 qui, e per quali x? Si va fino a infinito, cioè la soluzione per questo sarebbe da meno infinito fino a meno un mezzo e poi da un mezzo fino a più infinito. E cosa ci mettiamo in mezzo? Unione, perché questo è comunque un insieme unito a un altro insieme. Ricordate che meno infinito e più infinito sono sempre esclusi. Questi estremi invece o sono inclusi o esclusi. Ok, vediamo qualche altro caso. X al quadrato meno 10x più 25 minore o uguale di 0. Allora, adesso qui si potrebbe usare la formula delle equazioni di secondo grado per calcolare le soluzioni di x al quadrato meno 10x più 25 uguale a 0. Cioè noi dobbiamo calcolarlo, sì, effettivamente le soluzioni di quello, però in questo caso
non uso la formula perché osservo che questo è il quadrato di un binomio. È x meno 5 tutto al quadrato. Beh, x al quadrato, meno 5 al quadrato è più 25, poi abbiamo questo meno, 2 per x per 5 è 10x. Se avessimo usato la formula avremmo trovato il discriminante uguale a 0. Questo perché allora, qua abbiamo x meno 5 al quadrato, significa x meno 5 per x meno 5 è uguale a 0. Allora il prodotto è uguale a 0, quando un fattore è uguale a 0 l'altro fattore è uguale a 0. Quindi quando x meno 5 è uguale a 0 e quindi quando x è uguale a 5, che porto dall'altra parte. Ok, abbiamo le due soluzioni coincidono tra loro. Quindi qua abbiamo il valore 5 e la parabola è rivolta verso l'alto, il coefficiente x al quadrato è 1, 1x al quadrato, è rivolta così, quindi qui tocca l'asse x. Se noi ci chiediamo minore o uguale di 0, tutti i punti sulla parabola hanno y che, non è, che è maggiore di 0, però qua ci permette anche l'uguaglianza, può anche essere uguale a 0. Beh, uguale a 0 è esattamente qua sul punto 5, quindi quella è l'unica soluzione. Non abbiamo un insieme, abbiamo un solo punto. X uguale a 5 è l'unica soluzione, perché proprio quando mi rende uguale a 0. Se qui invece avessi richiesto è minore di 0 e basta, senza minore o uguale, avrei detto che questa non ha soluzioni. Cioè potevo scrivere l'insieme delle soluzioni in insieme vuoto. Questa non ha soluzioni. Ok, adesso vediamo anche un altro caso con il discriminante negativo. X al quadrato più 1 maggiore di 0. Allora, se noi dobbiamo risolvere x al quadrato più 1 uguale a 0, portiamo 1 dall'altra parte, x al quadrato è meno 1, ma sappiamo che il quadrato del numero reale non è mai negativo. Questo non ha soluzioni reali, e non ha soluzioni reali significa dire che il discriminante è negativo. Allora, cosa significa per la parabola? Se non ci sono x1 e x2, non ci sono le soluzioni dell'equazione, significa che la parabola non interseca l'asse x. E quindi qua, perché il coefficiente x al quadrato è 1, la parabola è rivolta verso l'alto. E allora è una parabola così. Se avessimo avuto qua il coefficiente x al quadrato negativo, sarebbe rivolta in basso, ma non può esserlo qui, perché andrebbe a intersecare l'asse x, quindi sarebbe una parabola messa qui, così. Va bene, e quindi quelle sono le due possibilità quando abbiamo il discriminante negativo. E quindi adesso ci chiediamo quando i punti, allora le coordinate y di tutti i punti a parabola sono positive, qui vediamo. Allora ci chiediamo quando sono maggiori di 0. Ebbene, la soluzione è sempre per ogni valore di x questo è maggiore o uguale di 0, quindi la soluzione è tutto l'insieme dei numeri reali. Se invece avessimo chiesto x al quadrato più 1 è minore di 0, beh, per nessun valore la soluzione sarebbe stata l'insieme vuoto, non c'è nessuna soluzione. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.